La voce della tua città. Ma buongiorno maestro, ma che grande onore, grazie. Uberto Pasolini. Buongiorno. Sì. Buongiorno a voi, di maestro ne vedo poco, ma però Posso permettermi di ehm, darti del tu, Uberto? ma per favore, Grazie, Vabbè, diamoci, mi allora lo sento faccio così anche vecchio io. grazie, già. grazie. Lo E faccio anche io. sono visibilmente emozionato, me lo diceva Monia poco fa prima di collegarci, perché ieri sera sono uscito alle 23 dalla sala, ho visto il tuo capolavoro Itaca, Il ritorno, con questo immenso attore che è appunto Finn, ma e soprattutto questa meraviglia che è Juliette Binoche, monumento nazionale francese. Ma mi ha colpito tanto, Uberto, la genesi di questo lavoro, perché mi sono tanto documentato per questo nostro incontro di stamattina. Ma è vero che lo avevi in mente già da 30 anni? Sì, temo di sì, temo che ho Eh, cominciato a lavorare sulla sceneggiatura 30 anni fa, per cui ci ho messo 10 anni di più di Ulisse a andare a Troia, a vincere la guerra, a tornare indietro, mm, sconfiggere i pretendenti. Non so se valesse la pena, però è stata una passione l'Odissea per me da quando ero bambino, da quando i genitori mi leggevano le storie dei miti greci e in particolare quella di Ulisse e l'Odissea. E ovviamente quando si è giovani si è più attratti al lato fantasioso, i viaggi raccontati da Ulisse stesso ai Feaci. E poi quando si invecchia invece ci si trova più vicini a quello che è la realtà della famiglia, di questa famiglia distrutta dalla guerra che prova a sì. ricomporsi Uberto, difficilmente, faticosamente. quello che mi ha colpito è che tu hai spogliato questo film dei miti, tratteggi un po' la vicenda del cavallo di Troia, ma riconduci la storia agli uomini. Cioè è proprio veramente antropologia pura questo lavoro straordinario, che non ha sontuosità. Anche il palazzo della regina lo raffiguri veramente in maniera minimalista, perché dai tanto spazio alle storie. Beh, mi fa piacere che hai notato anche la durezza, se si può dire, della scenografia. Abbiamo parlato molto con Giuliano Pannuti di un mondo asciutto, di una visione Esatto. asciutta, non certamente senza alcun tentativo di ricreare quello che era la Grecia dell'età del bronzo e comunque e certamente ben lontani da quella che poi è l'iconografia classica della greca del periodo classico. E perché quello che ci interessava era veramente la storia delle persone, dell'umano, come hai detto tu, e per cui era molto importante concentrarsi su questa famiglia e sulle persone intorno a questa famiglia e dimenticarsi del fantasioso, dei viaggi stessi ed in particolare degli dei che Aspetta, Sì, siamo in influiscono. FM. aspetta Chiedo Uberto. scusa, siamo adesso in FM. Non mi piaceva Beh, interromperti, ma capolavoro. perché è davvero interessante. Per chi si fosse collegato adesso, sono le 10:35, Open Day Cinema. In collegamento abbiamo Uberto Pasolini, regista del film Itaca, Il ritorno. Proprio un racconto che viene fatto che noi in età adulta poi si scopre, si capisce che si è molto più vicini ai miti greci che ci sono stati sempre raccontati e letti e studiati soprattutto a scuola. Ma che cos'è? No, un dispiacere, ma comunque si va avanti con l'età e poi si capisce che sono stati esseri umani come noi. E quindi Assolutamente. che Beh, lettura abbiamo? comunque il mito resta mito e Eh, viene tramandato perché ci parla direttamente alla nostra natura di umana e ai nostri problemi di tutti i giorni. Omero in particolare è assolutamente universale e atemporale, nel senso che le problematiche, l'essere vivo, moglie, marito, figlio, schiavo, in un certo senso sono problematiche che ci toccano tutti i giorni e ci parlano direttamente. E io volevo in un certo senso ricordare agli spettatori che Omero ci parla in questo modo diretto e che non va lasciato agli accademici o ai banchi di scuola, ma riletto continuamente e la gioia di questa rilettura è infinita.
Uberto, quello che mi colpisce tantissimo, ci sono veramente tante cose che mi hanno spiazzato davvero positivamente. Il fatto che tutta la prima parte del film è un'attesa, lui non si rivela, prova vergogna, vai ad accendere proprio la tua luce su un personaggio vessato dalla guerra, che non vuole rivelarsi perché prova vergogna. E mi ha molto colpito anche un'intervista dell'Oscar Ralph Fiennes, quando lui dice avevo già preso l'impegno con Uberto Pasolini tanti anni fa, gli avevo detto che ancora forse doveva maturare questa storia ancora di più, e poi si è sentito pronto e ha onorato il suo impegno, Uberto. Sì, siamo vecchi amici, Rafe e io siamo vecchi, ci conosciamo da 35 anni, credo, abbiamo lavorato sul suo primo film. Una delle cose che mi piacciono del film è effettivamente l'età di Rafe e l'età di Juliette. Io credo che se avessimo fatto il film 15 anni fa, 20 anni fa, non avrebbe forse avuto lo stesso peso emotivo, psicologico che gli viene portato dall'età stessa di Rafe e di Juliette. Ecco, dicevi bene, il nostro Odisseo è un soldato che torna dalla guerra, e i soldati che tornano dalla guerra non si pensano eroi, siamo noi che li mandiamo in guerra dicendogli andate a fare gli eroi, e forse li chiamiamo eroi quando tornano, ma un soldato che torna dalla guerra, che ha vissuto la realtà e l'orrore della guerra, pensa a quello, pensa ai soldati, agli amici lasciati dietro, pensa a quello che ha visto, che ha fatto. Sangue versato. Esatto, e mentre guardavo il film io prendevo appunti, Uberto. Voglio adesso switchare in Facebook e vedere il trailer di Itaca, il ritorno, sì, con una frase: la guerra è ovunque, aspetta solo che io le dia vita. E quindi abbiamo Neck, lascia che io sia. Siamo su Facebook, adesso vediamo il trailer. Perché non scegli? Quale di quei selvaggi dovrei darti come padre? Sposa uno di loro, uno qualunque, e gli altri se ne andranno. Sono la moglie di Odisseo. Mio padre è morto. Non per me. Non c'è un re, è partito per Troia. Si è portato gli uomini migliori. Nessuno è mai tornato. Ora potete scegliere. Vi ho detto che sceglierò presto. Quando? Quando avrò finito la tela. Eri lì. Hai visto Troia bruciare. Dì a tua madre che il sudario che tesse sarà per suo figlio, se vorrà continuare a farci aspettare. Ci vendicammo per tutti quegli anni lontano da casa, per tutti i nostri morti. Chi sei tu? E cosa dirà la gente quando vedrà che sono tornato da solo? Che ho condotto i loro uomini alla morte? La tua guerra non è più a Troia. È qui. Perché gli uomini vanno in guerra? Perché massacrano donne e bambini? Disfi di notte quello che tessi di giorno. Come può un uomo trovare la guerra ma non trovare la strada di casa? Per molti la guerra diventa la loro casa. Moni, è come se avessi rivissuto il film è ieri davvero, sera è davvero e un mi viene onore. voglia di andarlo a rivedere ancora. Questa chimica che c'è tra Ralph Fiennes e Juliette Binoche, che magistralmente ha saputo raccontare Uberto Pasolini come due ragazzini che si odiano e che poi si innamorano in quel momento anche del lavaggio del sangue. È una roba, senza spoilerare ovviamente, Uberto, di una poesia straordinaria. Ma ti faccio davvero di cuore i miei complimenti anche per la scelta di Claudio Santamaria, a cui hai dato davvero un bel personaggio, e di Angela Molina.
Sì, Claudio ha portato la sua umanità straordinaria al personaggio di Omeo, alla persona di Omeo. Io non li penso come personaggi, li penso come persone vere. E veramente ci dà questo calore, questo senso dell'uomo che attende questo re che non torna, ma ci crede ancora, della violenza fatta alla gente di Itaca. È molto molto toccante, particolare. E poi Angela Molina è una donna straordinaria, non solamente un'attrice straordinaria, e ha un peso sull'immagine e sulla storia che in qualche modo solo lei poteva dare. Siamo in FM, lascia che io sia con NEC. Nel frattempo, signori miei, chi è collegato in FM, abbiamo avuto modo su Facebook di vedere il trailer di un film eccezionale. È un invito, anche se molti già che, insomma, sanno che c'è una bellissima programmazione anche qui a Palermo, sanno di andare a vedere Itaca il ritorno, perché è dovuto. L'orrore della guerra, estremamente attuale, è tutto questo. Purtroppo sì, purtroppo la guerra è nel sangue e nello spirito dell'umanità da quando abbiamo cominciato a camminare, se non prima, su due gambe. E in questo momento la sentiamo forse più vicina, perché effettivamente è fisicamente più vicina. L'Europa è rimasta relativamente in pace, a parte ovviamente i Balcani, la ex Jugoslavia, per molto tempo, e questa guerra in Ucraina e poi quello che sta succedendo in Palestina, in Israele, sì, ci tocca particolarmente. Però noi sappiamo che purtroppo la guerra è continua, che sia in Sudan, che sia in Myanmar. La gente muore, la gente soffre in continuazione. E io speravo che questo film potesse ricordarci quello che Omero ci ricorda. Quando Ulisse parla, ascolta il cantore nella reggia dei Feaci parlare di Troia, Ulisse piange. E questo è il nostro Ulisse, è l'Ulisse che conosce la guerra, ha visto la guerra, ha fatto la guerra, è stato partecipe all'orrore della guerra e ne è ferito. Ho letto molte interviste a veterani americani della guerra del Vietnam, alla loro difficoltà di vivere con quello che avevano fatto e visto, e a rientrare nella famiglia, a rientrare nella loro società americana, e ho rubato a questi soldati americani alcune battute che ho messo in bocca a Ulisse, ho messo in bocca a Penelope. E secondo anche me quando viene deriso, Berto, anche quando viene deriso dai proci in quella grande agorà davanti al fuoco con commenti anche pesanti, sono certo che ti sei fatto contaminare anche dalle storie dei veterani che poi diventano quasi dei leoni che vanno a morire da soli. Certamente. Io credo che ci sia un enorme distacco fra la gente che va in guerra e la gente che non va in guerra. Esatto. E noi sfortunati che non la facciamo, che non siamo stati costretti a farla e che magari non abbiamo visto i nostri cari andare a farla, non potremo mai veramente capirla come lo può capire un veterano, come l'ha capito Omero e come ovviamente lo soffre il nostro Ulisse, Odisseo. Mi piacerebbe ritornare nella diretta Facebook per far vedere questa bellissima locandina di Itaca il ritorno, e magari abbiamo tempo di far vedere un teaser, una scena del film. Ovviamente Radio In dà questa possibilità, e quindi mandiamo un brano, se in regia mi si dà l'ok, con Lazza buio davanti. Intanto vediamo subito la locandina. Giuseppe è bellissima, con questi due strepitosi attori che Ralph Fiennes e Juliette Binoche, e mandiamo subito il teaser e continuiamo a impegnare ancora un paio di minuti il maestro Pasolini. Ci lasci? Vuoi scappare? Pensi che sia uno sciocco? Lo so chi sei tu. Ti abbiamo atteso tutti questi anni. E tu ci abbandoni.
Sono uno schiavo. Se fossi libero, mi batterei per la mia terra, per la mia gente. E cosa dirà la gente quando vedrà che sono tornato da solo? Che ho condotto i loro uomini alla morte? Ti odieranno per questo. E allora muori per proteggerli. La tua guerra non è più a Troia. È qui. Beh, il doppiaggio è un capolavoro, e devo dire, l'interpretazione di Santa Maria caro magistrale. Ivan, aspettare 30 anni, ecco, il tempo era maturo per trovare anche gli attori giusti, perché no, si cuce addosso proprio Brava. un film grazie anche agli interpreti. Sì, io credo quando lo rivedo, non l'ho rivisto finito da tanto tempo ormai perché ci ho lavorato anche troppo, però non lo posso immaginare più senza questi attori che hanno incarnato molto di più e molto meglio e con più profondità quello che speravo di portare al cinema, di comunicare, di condividere con il pubblico. Sono stati molto speciali e devo dire che il lavoro che abbiamo fatto per la versione italiana del doppiaggio è anche stato molto speciale. Abbiamo avuto Massimiliano Lopez in particolare nel ruolo di Ulisse e che gli ha dato una profonda umanità, ha tenuto quell'umanità che gli dava Rafe. La voce ti penetra, Uberto, ti penetra la voce, è proprio... Sì. E poi Claudio chiaramente ha doppiato se stesso, esatto. Claudio Santamaria, per cui che fortuna. 13 secondi e passiamo in FM. Sì. 13 secondi. Sì, è vero, è proprio l'opportunità che Facebook ci dà di vedere, no? Ok, curiosissima di vederlo, sapevo che era in programmazione, ovvio che adesso coinvolgo buona parte dei miei amici per poter andare a vedere il film Itaca, il ritorno. E il periodo, abbiamo detto, veramente ci si è pensato, no? Ha pensato veramente 30 anni per elaborare. Solo, ma io, Uberto, sono rimasto da solo ieri sera al cinema, dovevano chiudere la saracinesca per godermi i titoli di coda. La meraviglia di un cast internazionale, ma tutti i reparti affidati agli italiani. Che bello questo, dai costumi alle scenografie, siamo i migliori, è davvero un momento corale. Siamo i migliori, anche. Forza al cinema italiano. Beh, sappiamo Uberto. che esiste una straordinaria scuola di scenografia e di costumi e non solo, vorrei anche menzionare lo stunt, il grande Franco Maria Salomon, che purtroppo ci ha lasciato qualche mese fa, che mi ha guidato in questo linguaggio nuovo, completamente nuovo per me, dell'azione e della violenza. Era una grandissima persona, una persona simpaticissima, dedico questa conversazione a lui. È un percorso che l'uomo fa, che deve bello. fare, questa sua maturità. Cosa esce fuori anche al giorno d'oggi? Uomini, ragazzi che non vivono la guerra e che certamente non è da provare, però anche oggi siamo in una guerra tra intelligenze artificiali, tra bombardamenti anche di informazioni. Come dobbiamo prepararci anche a questa vita, ad affrontare anche le nostre sofferenze? Beh, questo non sono la persona giusta per risponderlo, ma questo film stimola. Credo che la cosa importante sia il continuo, quello che gli inglesi chiamano engagement, non distrarsi, non ignorare, non pensare che non si può avere un effetto o un ruolo nella direzione in cui va la società, rimanere impegnati. Fare attenzione a quello che succede, fare attenzione a chi vuole distrarci, a chi vuole prendersi dei diritti che non deve prendersi, guidarci in direzioni dove non vogliamo andare, rimanere impegnati nella società e prendere la nostra responsabilità, noi che siamo fortunati a vivere nella società democratica, assolutamente.
Grazie. Umberto, permettimi un minuto soltanto di ricordare ai nostri giovani filmmaker, giovani cineasti che ci ascoltano e che seguono il nostro Open Day Cinema, le cose meravigliose che tu hai fatto. Io ti ricordo da produttore nel 93 hai fondato la Red Wave Films, semplicemente un film, The Full Monty, è stato campione di incassi, tu hai prodotto davvero un capolavoro come Palookaville e i vestiti nuovi dell'imperatore, ma altro film stupendo è Still Life, che è stato presentato a Venezia e che ricordo bene. È il tuo terzo film da regista, Nowhere Special con James Norton, presentato anch'esso a Venezia, ma scopro, e questa per me è una meraviglia, che tu sei nipote del grande Luchino Visconti, a cui siamo tutti legati da quel capolavoro del 63. Zio, ogni volta che sente, ogni volta che gli viene detta questa cosa si rivolta nella tomba. Sono uno dei 1000 sono uno dei 1000 pronipoti di zio Luchino, ma non ci si mette, non si potrebbe fare una frase con il mio nome e il suo, però era chiaramente una persona straordinaria e vabbè, c'è qualche gene nell'aria. Si è avvicinato alla Sicilia con quel capolavoro del Gattopardo. Gattopardo, di cui uscirà a marzo la serie su Netflix, e quindi siamo curiosi anche di vederla. Umberto, grazie. E poi la Terra Trema, ovviamente, e poi Rocco, e poi insomma è un grandissimo regista di teatro, di opera e ovviamente di cinema, sì. Grazie, è bello. Lunga vita a Umberto Pasolini, lunga vita a Itaca. Non ti chiedo a cosa stai lavorando, perché avrai 300 piste aperte. Ma non tanto, ma ok. E la possibilità. Vi ringrazio moltissimo per l'ospitalità e la generosità dei vostri commenti sul nostro film. Grazie Umberto, li merita tutti. Sì, come no, veramente, e anche la libertà di poter scegliere di raccontare, questo è quello. Io poi pongo delle domande, no, che mi vengono proprio, io vado di pancia, nel senso che quando vedo i trailer comunque mi viene con grande emozione la voglia di dire, cioè l'entusiasmo, ecco, rimanere impegnati nella società. Questo è un messaggio davvero forte e potente. Ci ascoltano e ci seguono tantissimi appassionati di cinema, ragazzi che veramente si informano. C'è una generazione, ultime battute, veramente c'è una generazione veramente che ha voglia di informarsi, di vivere anche parallelamente tutto questa pressione anche di voler fare le cose per forza e per bene, dove c'è anche la paura di sbagliare. Invece non dovrebbe essere così. No, bisogna buttarsi e bisogna impegnarsi, e la paura di sbagliare va dimenticata, certamente. Lo so, a volte... Se non si prova, così, non si arriva, non si fa, e non si gode, e non si crea, e non si... Evviva. Mi disse... Mi consigliò, anzi, io quando cominciai a lavorare su questo film ebbi un paio di conversazioni con il grande Dante Ferretti. E gli dissi: io non credo di essere capace di fare questa cosa, è veramente un passo più lungo della gamba per me. E Dante Ferretti mi disse: sono gli unici passi che vale la pena di fare. Grazie, così bellissimo. Va bene, ok, consideriamo veramente conclusa veramente questa intervista. Grazie di cuore veramente dei suoi messaggi e veramente la voglia di andare a vedere questo film è straordinario. Grazie anche a te, Ivan Scinardo. Buona giornata, Alberto. Alla prossima volta. L'aspettiamo a Palermo, in Sicilia. Assolutamente. E questa è anche una bella Itaca pure, è il Mediterraneo. Arrivederci. Grazie. Pubblicità, ci vediamo tra poco.